Cerca di fare chiarezza il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, in merito alle notizie che vedono riportare la poca qualità dei corsi di studio al CUPA di Agrigento in riferimento alla critica situazione economica che si sta delineando. La recente nomina del presidente del Polo Universitario di Agrigento, con delega a essere autorevole rappresentante dell'Ateneo di Palermo presso la sede di Agrigento, dice Micari, è un chiaro segnale di attenzione e volontà di rafforzamento del Polo. Negli anni è stato anche istituito un tavolo tecnico permanente che non solo ha lavorato al superamento delle criticità emergenti, continua ancora il rettore, ma ha proficuamente agito per una migliore specializzazione dell'offerta formativa. Per quanto riguarda la compartecipazione economica ai costi diretti del decentramento, il rettore dell'Università di Palermo afferma: è opportuno precisare che non solo è stata aggiornata la convenzione quadro per ridurre al 35% il contributo del CUPA ai costi dei docenti di riferimento obbligatori per poter attivare un corso di studi, ma l'università si è fatta carico interamente dei costi stipendiali degli altri docenti di ruolo, portando la reale contribuzione finanziaria del CUPA a una cifra che oscilla tra il 15 e il 18% dei costi reali. Ritengo alquanto ingenerose, conclude, le critiche all'Università di Palermo e il sospetto che essa non sia impegnata in maniera forte, evidente e concreta nella qualità ed economicità dei corsi di studio di Agrigento. Sono certo che si potrà arrivare a una soluzione di qualità delle attuali criticità economiche di cui soffre il CUPA per alcune decisioni dei soci e per l'incertezza contributiva da parte della Regione.